Io qui rappresento il Lions Club San Daniele del Friuli, che come tradizione offre questa iniziativa, questo evento che si è diversificato nel tempo alla comunità a cui appartiene. Quest'anno abbiamo scelto un tema, direi molto universale, la maternità. Senza la maternità nessuno di noi ci sarebbe, per cui è un tema che riguarda sotto tanti aspetti l'evoluzione del pensiero, l'evoluzione dell'arte, l'evoluzione della socialità e via dicendo. Per cui abbiamo è stato scelto da esperti una serie di 5, non posso dire eventi pittorici perché sono 4 pittorici e una scultura che significativamente interpretano questo grande concetto della maternità. Prima di entrare nel vivo di questo pomeriggio, desideravo dare la parola a Don Agostino, che qui rappresenta Monsignor Sergio De Cecco, che ci porge il saluto della parrocchia. Grazie. È sempre una gioia poter ospitare qui in parrocchia ciò che viene proposto, organizzato dai Lions. In particolare quello di stasera è una scelta molto indovinata, in preparazione al Natale in particolare, perché appunto, la maternità è un tema universale. Sulla maternità si gioca anche la nostra relazione nei confronti di Dio. Diverse delle opere che verranno assaporate e commentate stasera hanno a che fare con la divina maternità di Maria e sono utili a ricordarci come Gesù di Nazareth sia al 100% uomo. E anche alla Madonna delle Grazie in Udine vedete nell'icona della Madonna Gesù che viene allattato da Maria per ricordarci che è veramente uomo. E però assieme alla madre uno ha sempre anche un padre. Dalla relazione col padre dipende l'identità della persona. Capire chi è il padre di Gesù di Nazareth ti dice chi è in realtà Gesù di Nazareth. E l'amore della mamma e del papà di solito sono complementari, hanno due sfumature un po' diverse, lo dico anche per esperienza. La mamma di solito ti ama per come sei. Tu sei suo figlio, tu a prescindere sai che tua mamma ti vorrà bene sempre. Cioè, ogni scarraffone è bello a mamma sua, no? Anche qualunque cosa tu possa aver combinato nella tua vita, sai che le viscere di misericordia di tua mamma ti accoglieranno sempre. Invece il papà di solito ti vuole bene non tanto per come sei, ma per ciò che puoi diventare. L'amore paterno è quello che ti tiene in tensione verso il futuro. Il papà è quello che di solito è poi quello che ha aspettative nei tuoi confronti, no? Quello che ti tiene in tensione verso la crescita. Non solo l'amore materno ci vuole, perché altrimenti uno consacrerebbe il bene e il male di come si trova così com'è. Non solo l'amore materno, anche quello paterno, anche un po' di miglioramento, tensione verso il futuro. E però non solo l'amore paterno, altrimenti uno vivrebbe sempre con un senso di
inadeguatezza, tu non sarai mai all'altezza degli ideali perfetti e delle aspettative, no? Ci vuole anche l'amore materno, sia sia, no? Con buon equilibrio. E comunque tra i due genitori il legame viscerale che noi abbiamo è senz'altro quello con la madre, perché nei confronti della nostra mamma noi siamo stati avvolti in lei durante i mesi della gravidanza. È un legame unico che non avremo mai nei confronti del papà. E perciò notate anche per quanto riguarda nostro Signore, anziché aspettare fino alla fine del mondo per riavere sua mamma tutta intera, viva e risorta con sé in cielo, Gesù non ha aspettato, l'ha presa subito. Maria assunta in cielo in anima e corpo, subito, e giustamente anch'io al posto suo non avrei aspettato per riavere come mia mamma, no? Quindi il Signore, il Figlio di Dio, mostra una particolare predilezione verso Maria, sia preservandola da qualunque ombra di peccato, oggi è la festa dell'Immacolata, sia mettendola insieme al mistero di morte e risurrezione del suo Figlio, di Gesù Cristo nostro Signore, portando a compimento in Maria tutto il mistero della redenzione, anche quello che riguarda la Pasqua.
maestro Peter Paul Rubens il più noto pittore fiammingo del Seicento. La sua vita si svolse tra le Fiandre, l'Italia e l'Inghilterra ed è nota da documenti e dalle antiche biografie. La prima fu scritta da un italiano, Giovan Pietro Bellori, nel 1672. Van Dyck fu celebre soprattutto per la sua attività di ritrattista, che gli procurò fama, successo e il titolo di pittore di Sua Altezza Re Carlo I d'Inghilterra. Elaborò uno stile originale, raffinato ed elegante, che anticipò alcuni sviluppi della pittura settecentesca. Suo costante punto di riferimento ed ispirazione per Van Dyck fu il nostro grande artista Tiziano. Nel 1641 si ammalò gravemente, morì a soli 42 anni, fu sepolto nella cattedrale di St. Paul a Londra. Buonasera a tutti, è sempre un piacere parlare d'arte, ritrovarvi e soprattutto il tema impegnativo e stimolante. Infatti quando mi è stato proposto il tema della maternità, della madre, sappiamo come gli artisti da sempre hanno voluto cimentarsi, confrontarsi, esprimersi attraverso questa proposta artistica, e se all'apparenza potrebbe appunto apparire abbastanza un tema ricorrente, non dico banale, ma facile da interpretare, la mamma in braccio al bambino, gli abbiamo colto nel segno il significato, il senso. A ben guardare poi ci rendiamo conto come ogni opera, quando si tratta di capolavoro, in sé contiene tutte quelle particolarità soffuse, sottintese, suggerite, che fanno sì che poi il capolavoro diventi unico nella sua unicità e nella sua originalità. Non soltanto per un aspetto tecnico, a cui troviamo le variazioni, perché nei diversi periodi si applicano tecniche diverse, questa è una grande possibilità che l'arte ci offre, ma proprio nel sentimento, nella sensibilità che gli artisti hanno, anche quando affrontano un tema così fortemente sentito. E allora la ricerca, ricondurre tutto a 5 opere, è stato abbastanza impegnativo e mi auguro che sia gradito da parte vostra. Le opere, iniziamo con questa, è diventato un pretesto, in questo caso la fuga, il riposo nella fuga in Egitto, per raccontare una maternità in un momento in cui la Madonna, il bambino stanco e San Giuseppe si riposano per poi continuare il viaggio. E questa è la fuga in Egitto, ma la maternità sta in quell'abbraccio che è ricorrente. E la particolarità dove sta, se anche la fuga in Egitto è stata rappresentata spesso da diversi artisti? Ecco, cogliere questa originalità trovo molto significativo e personale nella sensibilità di Van Dyck. La Madonna stringe il bambino, ma quello che accade prima è proprio San Giuseppe tenuto in ombra, che indica con la mano, guardiamo bene, ci indica. E che cosa indica? Indica che noi siamo di fronte all'opera. E sta sussurrando alla Madonna: Maria, guarda, ci sono i fedeli, ci sono i devoti, hanno bisogno della tua attenzione, sono qui per pregarti. E la Madonna come risponde? Ecco qui la bellezza e l'originalità di questa scena. La Madonna, se la guardiamo bene negli occhi, ha quell'atteggiamento in cui dice che per un attimo solo vuole sentire quel bambino per sé, lo vuole stringere a sé. Il bambino, che è un omaggio a Rubens, collaboratore più che allievo, è stato collaboratore Van Dyck di Rubens. In quell'incarnato troviamo la traccia e l'indicazione del grande maestro, ma a parte questo aspetto tecnico che va sottolineato, è proprio l'atteggiamento di Maria che non ci guarda, è concentrata a vivere quel frangente, quell'attimo, quel bambino tutto per sé. Gesù è figlio di Dio, è figlio di tutti, e tutti ne sentiamo la necessità di viverlo accanto, di tenerlo accanto. Ecco, una richiesta umana, una conversazione sacra che in questo frangente diventa una conversazione umana. La Madonna fa questa richiesta, lo vuole un attimo tutto per sé, lo vuole coccolare solo per sé. Tutto questo è anche protetto dall'albero, dalla folta chioma che protegge quelle figure, e all'orizzonte, se guardiamo, c'è una luce del tramonto che assume aspetti sacri quando quella luce diventa presenza divina. Proprio
per sottolineare il fatto che quelle figure, quel bambino, comunque non deve sentirsi solo, in questo viaggio che è di difficoltà e di preghiera. Scusate, è importante anche dire, guardando l'appunto, che se volete ammirare il quadro, non la diapositiva, non il quadro di Van Dyck, bisogna andare proprio dove il museo lo accoglie, però a Gemona, a Palazzo Elti, al Museo Civico, c'è una coppia molto fedele, di periodo e di scuola Van Dyck. Fa parte della collezione Valdissera, Fantoni Valdissera, e quindi abbiamo la possibilità, Museo Civico Palazzo Elti, di poter ammirare con piccole variazioni, una mano non finita che è quella della Vergine e la barba un po' più scura di San Giuseppe. Quindi ecco, c'è questa possibilità, vi invito ad andare a guardare, di una bellezza straordinaria sotto il punto di vista artistico, e coglie gli aspetti che abbiamo appena raccontato. Da dove sono venuto? Dove mi hai trovato? Domandò il bambino a sua madre. Ed ella pianse e rise allo stesso tempo e stringendolo al petto gli rispose: tu eri nascosto nel mio cuore, bambino mio. Tu eri il suo desiderio. Tu eri nelle bambole della mia infanzia, in tutte le mie speranze, in tutti i miei amori, nella mia vita, nella vita di mia madre. Tu hai vissuto. Lo spirito immortale che presiede nella nostra casa ti ha cullato nel suo seno in ogni tempo. E mentre contemplo il tuo viso, l'onda del mistero mi sommerge, perché tu, che appartieni a tutti, tu mi sei stato donato. E per paura che tu fugga via, ti tengo stretto nel mio cuore. Quale magia ha dunque affidato il tesoro del mondo nelle mie esili braccia? Mosè nasce a Monza nel 1840,
figlio di un insegnante di disegno e modesto pittore, Giosuè Bianchi. Concluse gli studi tecnici e frequentò l'Accademia di Brera. Con i compagni di corso dell'Accademia dividerà per qualche anno uno studio a Milano. Partecipò alla guerra d'indipendenza nel 1859. L'affermazione artistica avvenne più tardi, nel 1867, con l'opportunità di soggiornare a Venezia, dove studia la pittura del Settecento, per poi approdare a Roma e a Parigi. Divenne un pittore ricercato e alla moda. L'artista si dedicò anche agli affreschi, orientandosi verso lo stile del Tiepolo. Ottenne una cattedra come insegnante all'Accademia di Verona. Purtroppo nello stesso anno si ammalò gravemente e fu costretto ad abbandonare la pittura e l'insegnamento e a tornare nella sua Monza. Morì nel 1904 a 64 anni. Ecco, questa è un'immagine che penso non serve a commentare molto perché arriva diretta, arriva immediata, c'è il sentimento dell'amore, l'amore materno verso quel figlio. E in un periodo, in un contesto diverso, anche la tecnica vediamo che è completamente cambiata. José Bianchi fa parte di quel gruppo di scapigliati, un movimento artistico che ha una breve durata, 10 anni circa, che nasce negli anni 60 dell'Ottocento. La scapigliatura è quel movimento che nasce in contrapposizione un po' ribelle all'Accademia, che pretende ancora quella rigidità della forma nel racconto. E quando comunque ci si esprime attraverso questa tecnica di scapigliatura, vediamo come è tutto in dissolvenza, l'immagine non è nitida di fronte a noi. E allora spesso dobbiamo chiederci perché nel rappresentare qualche soggetto, qualche elemento, utilizziamo tecniche diverse, se ci è permesso fare attraverso la conoscenza. Ecco, la risposta la dobbiamo cercare sul motivo che spinge a rappresentare lo stesso soggetto per ottenere delle sensazioni e dei suggerimenti diversi. Allora ben guardare nella nitidezza di quella posa, di quella madre che allatta il bambino, è poesia dipinta. Ecco che allora la non nitidezza di quel contorno, la sfumatura, è una pittura che si dipinge in prevalenza con le dita, proprio per togliere il segno, la rigidità del segno, avvantaggia a favore di che cosa? Ecco che allora di fronte a noi non abbiamo più la realtà tangibile, non c'è una madre che allatta il bambino di fronte a noi, ma è un pensiero, un'immagine che appartiene più alla nostra mente, alla nostra anima, e la pittura in questo momento incomincia, e seguirà poi il romanticismo e tutta l'arte moderna, a farsi più sentire che vedere. Ecco che quella tecnica ha permesso a questi artisti, tra le tante possibilità, ogni cosa che noi vediamo del gruppo, del movimento degli scapigliati sono visioni dettate dalla sensibilità di uno di questi artisti, di ogni artista che ha saputo cogliere questa possibilità. Carlo Dossi, Tranquillo Cremona, sono tutti scapigliati. La scapigliatura era un termine anche che li offendeva, perché erano ragazzi un po' usiamo il termine scanzonati, che affrontavano la pittura e l'arte nel modo diretto, nel modo di sentimento delle cose, più che ragionare e usare la ragione per rappresentare. E qui è in atto una bellezza, come dicevamo, che arriva diretta prima all'anima che ai nostri occhi, e quel bianco accecante diventa motivo nelle scelte, ecco, di tecnica, anche di colori. Perché quel bianco così accecante, così prepotente nell'opera? Proprio perché è una fonte luminosa, quel bambino rappresenta una fonte luminosa, una luce nuova che arriva in un fondo grigio. Il grigio è il colore della noia, della quotidianità, del nulla, un fondo grigio che ha anche delle sfumature di viola. Il viola invece è il colore del mistero, perché la vita è mistero. Quella luce porta vita in un ambiente che forse aveva necessità di questa nuova possibilità. Lo sguardo di quella madre non va raccontato, va ascoltato e visto. C'è tutta la dolcezza e tutta la poesia che una madre rivolge nel momento in cui il bambino si nutre al suo seno. Per il confronto vi porto Tamara de Lempicka, un'artista che il periodo
più o meno corrisponde a quello di Mosè Bianchi, ma vediamo come la tecnica proprio nel confronto, qui la nitidezza del segno del disegno è evidente. Ecco il confronto, qui accade qualcosa di fronte a noi. Naturalmente Tamara, come giusto che sia, utilizza il suo stile, che si rifà, in questo momento ha guardato e vive l'arte anche di quel passaggio interessantissimo che è il cubismo di Picasso, di Braque, dove forme geometriche annullano la prospettiva e conduce a una lettura dove è molto tutto più schematico, molto più geometrico. E molti si sono chiesti perché Tamara è così brillante, originale nelle sue opere, insuperabile nelle sue opere, quando riesce a rimanere in quello che il contesto artistico chiede in questo momento, il cubismo, quelle forme spigolose e rigide nel panneggio, negli abiti, anche in alcuni, nelle mani ci sono dita che richiamano un po' una forma di un cilindro, forme geometriche, eppure tutto rimane così morbido. Ecco, studiare, Tamara ci dice, come gli artisti non smettono mai di indicarci anche questa possibilità, dobbiamo recuperare la conoscenza. Tamara utilizza dentro quegli spazi geometrici del cubismo tutta l'arte rinascimentale italiana, ha studiato a fondo Raffaello, Michelangelo, Leonardo, infatti dentro quegli spazi geometrici troviamo tutte le velature tipiche e straordinarie del Rinascimento. Qui vediamo la realtà di fronte a noi e un altro dettaglio molto significativo anche per rendere originale quella maternità, guardate lo sguardo di questa giovane donna, è molto diverso dallo sguardo di amore, di tenerezza e di passione della mamma di Mosè Bianchi. Qui in Tamara è naturale, accade anche questo nella maternità, che nel momento in cui allatta il suo bambino un pensiero di preoccupazione arriva a quella madre, sarò degna, riuscirò a essere una buona madre. Da un bacio tra il sole e la luna sono nate le stelle. Libera i tuoi sogni nel cielo e un angelo li accoglierà danzando. Dormi, mia perla, preziosa più di un tesoro d'Oriente. Dal bacio tra la notte e un fiore è nata la rugiada. Tu sei la dolcezza che riempie i miei giorni. Dormi, gocciolo di rosa, i tuoi occhi di mare sul mio cuore riposeranno. Da un bacio tra il sole e la luna sei nata tu, la più bella tra tutte le stelle. Le due madri del 1889 di Segantini. Giovanni Battista Segantini nasce ad Arco in Trentino nel 1858, all'epoca terra sotto la giurisdizione austriaca, una condizione che avrà un'influenza determinante sulla vita del futuro pittore. La sua famiglia è povera e vive di stenti.
All'età di 7 anni il piccolo Giovanni perse la madre. Il padre, un venditore ambulante, lo affidò alla famiglia della sua prima moglie a Milano, ma non fu mai amato e praticamente era sempre solo. La vita del piccolo Segantini pare uscita dalle pagine di un romanzo di Dickens, tra privazioni materiali e affettive. A 12 anni viene arrestato per ozio e vagabondaggio e rinchiuso in riformatorio. Finalmente, dopo 3 anni di riformatorio, la svolta positiva. Il fratellastro, Napoleone, decide di prenderlo con sé, lo porta in Trentino, alla terra amata da Segantini. Lavora nel negozio di fotografia di Napoleone e 2 anni dopo torna a Milano per iscriversi ai corsi serali all'Accademia di Brera. Da qui in poi la sua vita decolla. La sua forza di volontà, la capacità di assimilazione, la focalizzazione dei propri obiettivi, la passione per il proprio mestiere lo renderanno famoso ed apprezzato ad un pubblico internazionale. Vinse premi e concorsi e si creò una famiglia che lo adorava e che fu sempre solidale con le sue scelte. Segantini muore nel 1899 dopo un violento attacco di peritonite a 41 anni. La maternità è il cardine del simbolismo di Segantini e l'equazione madre-natura è all'origine della sua narrativa, perché la vita stessa è nascita e morte. Eterno ricambio la cui periodicità accomuna uomini e animali. È ricorrente nella ricerca di Segantini il sofferto rapporto con la figura della madre, malata proprio negli anni della sua prima infanzia e poi morta lasciando un trauma irrisolto, diventato di fatto ossessione. In una lettera Segantini scrive: «Quando l'animale ha figliato, gli nasce prepotente l'amore per i suoi nati e prende una seconda bellezza, la più grande delle bellezze, quella del sentimento della maternità». In questo dipinto, le due madri, la lanterna è al centro e produce un effetto cromatico di colori molto caldi e di luce dorata. Questo contribuisce a creare un'atmosfera di sentimento e se dobbiamo pensare di nuovo alla tecnica, qui viene utilizzata la tecnica del divisionismo, è molto vicina al puntinismo dei francesi nati. Queste tecniche sono nate successivamente all'impressionismo. L'impressionismo catturava il movimento della luce, dà la possibilità di studiare a fondo le possibilità che il colore in sé racchiude e offre. Il puntinismo lavora per piccoli puntini di colori puri accostati e produce al nostro occhio, fa vedere colori mai realizzati, mai mescolati, ma accostati uno accanto all'occhio, uno accanto all'altro, il nostro occhio lo percepisce come colore nuovo, lo vede come colore nuovo. Il divisionismo non fa altro, tecnica italiana, a questi filamenti di colore molto denso, a raggiungere veramente elevate possibilità di luce sul dipinto. Quindi con questa tecnica riusciamo a vedere, non la diapositiva purtroppo, il quadro veramente luce dorata, calda, luce che arriva all'anima, arriva al sentimento. Quindi contribuisce a creare un'atmosfera e sentimento, un affetto, un amore materno per chi ha fede, richiama la natività, l'ambiente, la stalla, la madre, il bambino. Grazie alla lanterna, a me personalmente, e qui mi permetto di fare una riflessione personale, ricorda un passo di Sant'Agostino che riflette sul bene e sul male. Egli afferma che il male rappresentato dal buio non esiste. Esiste il bene che è rappresentato dalla luce della conoscenza e dalla presenza di Dio. Dio non ha creato il bene e il male, ma il bene e il libero arbitrio. Porta ad esempio proprio Sant'Agostino una lanterna e appunto afferma che questa lanterna produce luce e a un certo punto la luce si diffonde, non si diffonde più per lasciare posto al buio. Ecco, sta a noi scegliere se vivere nella grazia e nella luce divina o rimanere al buio, nelle zone dove non arriva il bene e la conoscenza. Se questo concetto lo vogliamo applicare anche a questo dipinto, al di là delle intenzioni della volontà di Segantini, questa luce presente nel dipinto, in questo ambiente, assume una rilevanza sicuramente religiosa.
come un rito che diventa preghiera. A proposito di luce, un altro confronto ce lo può suggerire Boccioni, sempre sul tema della madre e della maternità. Boccioni è il pittore che segue due principali studi: il dinamismo, lo sappiamo, nel XX troviamo la sua scrittura maggiore, più conosciuta nello studio di questo dinamismo e del movimento, e poi segue il filone della luce e suggerisce agli artisti un aspetto molto significativo e importante che tanti poi hanno saputo cogliere. Guardate, si propone agli artisti: guardate che adesso voi finora avete sempre dipinto il soggetto principale dentro una stanza, ambientato con altri oggetti che sono complementari al soggetto primario, però vi siete dimenticati di rappresentare quello spazio che esiste tra il soggetto principale e i soggetti complementari. Bisogna rappresentare anche quello spazio che noi non vediamo, che l'artista ha il compito di portare alla luce quello che il comune mortale non riesce a cogliere ma che esiste. Il pittore porta alla luce quello che vediamo ogni giorno e noi ne siamo grati perché ha una maestria, una capacità impressionante, invidiamo quella capacità, ma questo è il pittore. L'artista ha il compito invece di non rappresentare quello che vediamo ogni giorno, che ci capita ogni giorno sotto gli occhi, ma quello che lui solo con la sua sensibilità sa cogliere e portarlo alla luce. Uno di questi aspetti molto difficili da vedere, da sentire, è proprio quell'ossigeno che intercorre tra la figura dominante e il soggetto, e lo fa proprio con quelle linee tecnicamente di luce sui colori dell'ombra tra un soggetto e l'altro, quella luce diffusa che rappresenta l'ossigeno che avvolge ogni elemento. Queste sono proprio le parole di Boccioni: tutti siamo avvolti da questa presenza che non si vede ma che esiste. È molto interessante vedere come coglie questo aspetto anche dedicando questo disegno, quest'opera alla madre. Spesso ha rappresentato la madre e la rappresenta sempre con gli occhi di ricerca, di affetto, di studio, di sentimento, e mi ha sorpreso molto l'idea della posa. Non ha la classica posa dove chiede alla madre di posare per essere poi colta e rappresentata negli aspetti che tutti quanti non vedono quella persona, tutti quanti riconoscono quella figura, però l'artista ha il compito di cogliere aspetti che appartengono al suo intimo. Il ritratto in questo caso è preso di spalle, lo scorcio, quasi non vuole essere visto dalla madre, proprio perché l'idea forse forte è questa di indagare su quella figura misteriosa agli occhi di Boccioni, quella madre che è sempre presente nella sua vita, e indagare nel momento in cui la madre non può usare una maschera di fronte al figlio perché è colta in un momento inaspettato. Bene, figliolo, voglio dirti una cosa. La vita per me non è stata una scala di cristallo. Ci furono chiodi e schegge e assi sconnesse e tratti senza tappeto sul pavimento, nudi. Ma per tutto il tempo ho continuato a salire e ho raggiunto pianerottoli, voltato angoli e qualche volta ho camminato nel buio dove non c'era uno spiraglio di luce. Quindi, ragazzo, non tornare indietro, non fermarti sui gradini perché trovi che salire è difficile. Non cadere adesso, perché io vado avanti, amor mio. Continua a salire e la vita per me non è stata una scala di cristallo.
XVI di Leonardo da Vinci. Nessun altro artista della sua generazione ha lasciato un corpo di opere e di disegno altrettanto vasto, autentico e ricco. Diventerà pittore, architetto, scultore, filosofo, ingegnere civile, biologo, botanico, fisico, matematico e anche uomo di spettacolo, con regie teatrali. Insomma, un talento, un genio. Schopenhauer definì molto bene queste due parole. Il talento è colui che riesce a fare una cosa che noi non sappiamo fare, ma il genio è colui che riesce a fare una cosa che noi non sappiamo vedere. Il popolo raramente riconosce il talento, ma riconosce sempre il genio. Leonardo è un genio universale. Come tale non poteva mancare, perché Leonardo è sempre utile in qualunque proposta artistica, anche nel tema della maternità. E in questa complessa esecuzione, ricca di profondi significati allegorici, Leonardo è ricco di mistero, di significati, di conoscenza, è solitamente modellata secondo un'efficace composizione piramidale. Maria è colta in un momento di tenera apprensione materna e Leonardo, nel volto della Madonna, raffigura tutta la forza dell'amore materno. La grande importanza che Leonardo assegna alla figura di Sant'Anna si spiega con il significato ampio dell'opera. Guardiamo bene, il braccio destro della Santa si fonde con quello della Madonna e il braccio sinistro di Maria si unisce poi con quello di Gesù bambino. Attraverso questa dinamica visiva, Leonardo rappresenta la successione delle generazioni. In un paesaggio che è tipico di Leonardo, un paesaggio fatto di umidità. Leonardo è uno scienziato, uno che studia e coglie la possibilità anche della pittura di portare novità assoluta. È straordinario il gesto di Maria, che trattiene il bambino con un gesto distinto di una madre che sa che quel bambino va incontro a un pericolo, conosce il destino di Gesù. L'agnello diventa simbolo del sacrificio di Gesù, conosce qual è il destino di suo figlio e distinto lo frena, lo trattiene. Guardate il dialogo di sguardi tra il bambino sorpreso che non capisce perché, non lo lascia giocare con l'animale, il giocattolo del tempo, e la mamma che risponde con un sorriso materno e preoccupato perché appunto conosce quello che poi sarà e dovrà essere compiuto. Perché la Gioconda di Leonardo come confronto, o meglio dire come completamento al tema della madre? Cosa c'entra la Gioconda con la maternità? Beh, Leonardo, lo dicevamo prima, Leonardo è sempre utile, e grazie a Leonardo. La Gioconda sappiamo come sia il suo autoritratto, non nelle sembianze. Sappiamo che è stata dipinta la Gioconda, la moglie di Giocondo, no? Quello lo sappiamo. Però perché parliamo poi di ritratto di Leonardo? Se abbiamo detto che Leonardo è scienziato, è studioso, è ingegnere, è inventore, porta con sé sempre questo piccolo quadro e lo ritocca spesso. Perché ci permettiamo di dire che è il suo autoritratto? Perché se guardiamo bene, uno dei tanti aspetti che propone questo capolavoro è nello sguardo diretto di questa donna, Monna Lisa. Ecco, se l'ascoltiamo ci sussurra che lei sa. Viene rappresentata la ragione, la conoscenza. Ecco perché il ritratto di Leonardo, il suo ritratto, se lo porta con sé. La conoscenza, la ragione. Dipinge Leonardo con la Gioconda la ragione. E cosa c'entra la donna in tutto questo? Dove possiamo collocare lo spazio per la proposta di oggi, per la maternità? E guardiamo bene, è inserita in un paesaggio puro, incontaminato, pieno di ossigeno. Bello, semplicemente bello. E che cosa ci dice Leonardo? Che la donna, è un grande omaggio che fa al mondo femminile, alla donna, alla madre che l'ha vissuta, come la storia ci racconta, come la sua vita ci racconta, poi ai margini, sente la mancanza di questa figura, la sentirà tutta la vita Leonardo. E in quel paesaggio ecco che la donna, per Leonardo, è colei che è più vicina al creatore, è colei che dà la vita. È un grande omaggio alla donna, alla maternità. Ecco, quella è la figura più importante che esista in natura, la perfezione in natura, la figura, la donna, molto vicina a Dio, a chi crea, a
chi dà vita. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si riaccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate e giuso intramortale, se di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'altro. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Or questi che dall'infima laguna dell'universo infin qui ha vedute le vite spirituali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube disleghi di sua mortalità co prieghi suoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi gli chiudono le mani.
99 di Michelangelo. Nasce il 6 marzo 1475 da una famiglia di antica stirpe fiorentina, di parte guelfa. Michelangelo fu uomo di corte, la sua attività si svolse sotto il segno di signori e di papi e fu determinata dalle loro intenzioni. Tutto questo gli portò una gloria immensa, ma anche tanta amarezza. Dovette accettare ambienti che offendevano i suoi scrupoli religiosi, penava a farsi pagare e si sentiva legato ad un lavoro fisso, sempre più pesante. Uomo malinconico e solitario, a chi gli chiedeva se non sentisse il bisogno di moglie e figli, rispondeva che si era sposato con l'arte e aveva per pargoli le opere che negli anni era andato facendo e che gli avrebbero assicurato la fama più di scapestrati discendenti. Ossessionato dal riscatto economico della famiglia, accumulò una straordinaria e principesca fortuna, ma fu anche generoso con nipoti e vari discendenti. Morì nel 1564, quasi novantenne. Ma Michelangelo trascende il tempo e la sua opera parla anche all'uomo di oggi, di eros e di salvezza, di malinconia e grandezza, di peccato ed eternità, di perfezione e incompiutezza, di sconsolata meditazione sullo scorrere del tempo e la fine delle cose. Ho voluto portare questo capolavoro universale perché madre e maternità si esprimono anche nelle tragedie più grandi. Lo straziante dolore di una madre che in modo del tutto innaturale perde il proprio figlio è un tema su cui riflettere. Realizza questo capolavoro Michelangelo a poco più che ventenne e le due figure si fondono in un momento di toccante intimità. La scultura qui vive contemporaneamente due epoche e due avvenimenti, la condizione di Maria Vergine e Cristo morto e la condizione di Maria che ha perso, la condizione, scusate, di madre che ha perso il proprio figlio. Noi abbiamo sempre fatto fatica, quando guardiamo le immagini, le sculture, se ci togliamo dall'indicazione che può suggerire il titolo dell'opera, facciamo fatica a vedere immediatamente che di fronte a noi c'è un uomo morto. Proviamo a guardare le opere prima di Michelangelo, vediamo degli uomini a cui dobbiamo pensare alla sua storia, al suo vissuto per comprendere che è stato rappresentato nel momento in cui non ha più spirito, non ha più vita. Ma nell'arte non deve portarci a questi ragionamenti, deve essere diretta, immediata. Guardate questo esempio. Quando il Perugino, maestro di Raffaello, dipingeva la Pietà e vediamo un Cristo sì rigido, teso, in braccio alla Vergine, sorretto da San Giovanni e dalla Maddalena, però facciamo fatica a pensare che è morto. Potrebbe sembrare, non conoscendo la storia, che sia addormentato o che abbia ancora respiro dentro quel corpo. Poi gli artisti hanno imparato a cambiare il colore, a rappresentare il colore della morte, quindi il Cristo assume un colore molto più chiaro, molto più privo di calore. Ma con Michelangelo tutto cambia, tutto diventa rivoluzione. Tutto diventa rivoluzione perché Michelangelo, su quel braccio, su questo particolare, indica immediatamente quel corpo è privo di vita, è privo di spirito. L'attenzione per quel braccio che cade perché dentro quel corpo non c'è più spirito. E tutti poi l'hanno emulato, copiato. Porto alcuni esempi. Annibale Carracci, il braccio, subito a indicare che quel corpo non ha più vita. Raffaello stesso, lo stesso braccio. Immediatamente noi riusciamo a capire che lì non c'è vita, non c'è respiro. E anche il nostro amato Caravaggio, nella deposizione, quel braccio molto molto vicino a quello di Michelangelo. Nella scultura vediamo che tutto è in preda all'abbandono inesorabile della morte, quindi privo di spirito, e il volto di Maria, vediamolo con attenzione, vive con dignità una sofferenza muta e allo stesso tempo struggente.
e il cuore, quando un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro.
Thank you.